Il problema veneto è così acuto che noi da oggi predicheremo la ribellione dei veneti. Cittadini, non paghiamo le tasse, non riconosciamo il governo centrale di Roma, cacciamo via i prefetti, tratteniamo l'ammontare delle imposte dirette nel Veneto. Non è il programma della Lega Nord, ma l'invito lanciato nel lontano 1921 dal deputato socialista Guido Bergamo. In questo stesso anno, alle elezioni politiche, si presenta una lista Leone di San Marco che in provincia di Treviso ottiene il 6,1% dei voti. Molte altre storie come questa sono raccontate nel volume Questione Veneta, che raccoglie decine di documenti scovati dallo studioso Ettore Beggiato per dimostrare una verità indiscutibile quanto ignorata. L'indipendentismo veneto non nasce con la Lega, ma è sempre stato presente sulla scena politica del nostro territorio fin dalla caduta della Serenissima nel 1797. Trovo documenti veramente sconvolgenti, per esempio una lettera di un presidente del Consiglio Veneto, Luzzatti, che nel 1919 scrive al suo successore paventandogli il pericolo che nascesse un'Irlanda veneta. Utilizza proprio questi termini. Nel 1919 c'era il pericolo qui nel Veneto che nascesse un'Irlanda veneta e quindi nel 1919 l'Irlanda è diventata indipendente. Ed è un Presidente del Consiglio che denuncia questo. Indipendentisti, autonomisti e federalisti si contavano anche tra le file dei partigiani che combatterono l'occupazione nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. Trovo e riproduco un volantino di un'associazione che si chiamava Associazione San Marco per Forza, quindi subito dopo la Seconda Guerra Mondiale un gruppo di partigiani chiedeva l'autonomia, chiedeva il rispetto del nostro popolo fondamentalmente. L'ampia raccolta di documenti è stata messa insieme da Beggiato in anni di lavoro e raccoglie contributi critici come quello dello scrittore Goffredo Parise e del giornalista Indro Montanelli, che definì la Repubblica Veneta una civiltà non italiana ma europea e cristiana. Nel mio libro dimostro proprio questo, che c'è questa continua, disperata ricerca di, ripeto, maggiore autogoverno.